Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. Sono siciliani i due autisti morti nell'incidente avvenuto nella notte scorsa lungo la 1 vicino Roma. A schiantarsi è stato uno dei bus usato per trasferire i migranti da Porto Empedocle nei centri d'accoglienza del Piemonte. Le vittime sono Daniel Giudice, 32 anni, e Alberto Vella, 34 anni, entrambi originari di Favara. Due incidenti stradali hanno mandato oggi in tilt il traffico a Palermo. Il primo sinistro è avvenuto lungo la 19 con 2 vetture coinvolte e nessun ferito, l'altro invece sulla A29 dove un'auto ha fatto testa-coda schiantandosi contro il guardrail. La madre tenta di svegliarlo ma lui non dà segni di vita. È successo a Pietraperzia dove un giovane è stato trovato morto nel suo letto. Si chiamava Calogero Mulara, aveva 27 anni ed era originario di Caltanissetta. Nonostante la richiesta dei soccorsi da parte della madre, per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare. Il decesso sarebbe dovuto a un malore nel sonno. Ancora un'aggressione nel carcere maresciallo di Bona, ex Ucciardone a Palermo. Un detenuto ha prima incendiato la propria cella e poi aggredito a calci un agente penitenziario procurandogli diverse contusioni. E in chiusura il meteo. Per il weekend si prevedono condizioni meteo abbastanza stabili, preverranno cieli sereni e nubi sparse, ma non si esclude la possibilità di deboli piogge. La Protezione Civile regionale ha comunque emanato uno stato di preallerta per il rischio incendi. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.neusicilia.it e sui nostri canali social. Il TG Flash ritorna domani. Arrivederci.